Josep Reiterer, che è presidente dell'associazione Metodo Classico Alto Adige, a cui chiediamo innanzitutto di spiegarci un po' come sta andando il mercato degli spumanti, in particolare quello dei vostri spumanti dell'Alto Adige. Noi come associazione produciamo 200.000 bottiglie nel Sud Tirolo, che è una quantità limitata che è solo da soddisfare praticamente il nostro mercato zonale e un po' il mercato nazionale, e dato che è una nicchia che nella nostra zona è poco conosciuta, che dobbiamo fare ancora dei passi del gigante per farci conoscere, però abbiamo un grande apprezzamento sul territorio nazionale. Ecco, giustamente diceva, noi siamo una nicchia, sappiamo benissimo che il mercato degli spumanti è controllato da grandissime aziende che investono molto. Come riuscite voi a ritagliarvi il vostro spazio? Che azioni di marketing intraprendete per questo? Noi il nostro spazio riusciamo a prendere non facilmente, no, però con i passi giusti, perché la nostra tipologia di prodotto si affianca in maniera perfetta con i nostri grandi vini tranquilli bianchi del Sud Tirolo, e così le grandi liste o i grandi wine bar sul campo nazionale hanno sempre piacere di avere anche una bollicina della nostra zona. Ecco, ultima domanda, quale futuro per la spumantistica italiana secondo lei? Se la spumantistica italiana riuscisse a farsi una inquadratura molto precisa per l'aspetto qualitativo e di produzione e di lavorazione, senz'altro abbiamo dei passi davanti favorevoli e senz'altro il nostro prodotto fa grande furia nel mondo. Ecco, molti dicono proprio su questo punto che ci siano troppi spumanti in Italia, troppe tipologie. Secondo lei bisognerebbe ridurre il numero di tipologie di spumanti? È la strada giusta? Io direi di ridurre tante tipologie, di fare una linea molto precisa, fare un metodo classico particolare di Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero, come lo fanno i nostri amici oltre Alpe, e dopo fare una qualità del metodo classico fatto con altri vitini, fare la distinzione con quelli che vengono fermentati in autoclave e quelli che sono solo frizzanti. Perfetto, grazie mille.